Consigliere Casali, ben ritrovato. Carissimo, ben ritrovato. Ha 2 minuti per una passeggiata? Per te senz'altro, anche 2,5 3. Allora andiamo. 5 anni fa eravamo in questi posti ed è cambiato un po' di tutto. Il Covid, adesso sono le guerre. Com'è andata? Com'è il suo percorso politico? Sì, è vero, 5 anni fa eravamo proprio qui, nel cuore di Verona. Questo luogo è caro a tutti i veronesi, non solo del capoluogo ma della provincia. In questi 5 anni c'è stato di tutto, però il Veneto ha retto, con difficoltà, ma con l'impegno e la forza dei veneti diciamo che siamo riusciti a superare e stiamo superando tutte le problematiche che ci sono in questo momento. Inoltre abbiamo perso anche come centrodestra dividendoci le elezioni a Verona, ma io credo che da ogni errore poi ci sia un insegnamento. Quindi il Veneto è forte, è sempre locomotiva d'Italia e procederà spedito, e noi come centrodestra ci apprestiamo con serietà a vincere le prossime elezioni regionali e dopo di che anche a riconquistare Verona con una coalizione che sia la sintesi migliore delle energie del centrodestra. Quindi da ogni problema poi nasce un insegnamento e una strada da percorrere migliore di quella che magari già si stava percorrendo. L'asse Verona-Venezia si è irrobustita anche con la sua esperienza, non da ultimo la vicepresidenza proprio di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale. È una presenza importante, insomma. Sì, oggi Fratelli d'Italia è il primo partito a livello nazionale e anche a livello veneto. Quindi noi siamo assolutamente molto motivati ma anche molto responsabilizzati da questo ruolo. Noi abbiamo una leader, Giorgia Meloni, che è un'assoluta fuoriclasse, che sta allargando i confini del nostro partito, tant'è che viene votata anche da tutte quelle persone che magari fino a ieri o domani non avevano mai votato una determinata area politica. Oggi questo nostro partito è così inclusivo politicamente e così ben capace di affrontare i veri problemi dei cittadini che si sta allargando e quindi sta riportando il Veneto e l'Italia là dove merita. So che mi vuoi far vedere qualche luogo che è legato alla tua formazione e alla tua infanzia, ci vediamo là. Andiamo volentieri. Delle battaglie ben precise che proprio ti stanno a cuore, vogliamo rielencarne qualcuna anche per il futuro? Ma guarda, ci sono 4 esigenze che non possiamo trascurare. La salute, perché purtroppo tutti abbiamo a che fare con problematiche da gestire dal punto di vista della salute. Il sociale, la nostra società sta invecchiando, quindi noi dobbiamo porci i problemi di assistere gli anziani e una popolazione che cresce con l'età, e quindi dobbiamo ritarare tutto su queste 2 prime urgenze. Dopodiché altri 2 temi che tutti i cittadini esigono, ed è corretto che sia così, è la sicurezza, perché dove non c'è sicurezza non c'è democrazia. Non è pensabile che una persona non possa uscire di casa senza avere paura. E l'ultimo tema, formazione e lavoro. I nostri giovani devono avere la possibilità, e non solo i giovani, di una vita dignitosa con un lavoro rispettato anche dal punto di vista dei salari e della dignità della persona. È certo che camminare per Verona è ogni volta un'esperienza nuova, il rapporto tra il futuro ma anche le tradizioni. E qua abbiamo Guarda, qui siamo in via Pigna e non tutti sanno che questa pigna è di epoca romana. Questo ci dà il peso delle nostre tradizioni, cioè Verona ha una tradizione millenaria, ha passato tutte le epoche storiche della nostra nazione, della nostra appunto storia da protagonista, e deve rimanere così. Quindi dal Veneto noi dobbiamo avere a cuore Verona, il suo territorio, perché effettivamente è una città straordinaria. Poche come Verona in Italia possono vantare illustri passati e noi dobbiamo garantire gli illustri futuri. Un altro esempio di storia presente te lo faccio vedere adesso, ti faccio altre 2 domande. Questo è un posto molto importante per
te, che mi raccontavi. Sì, allora questo è il mio quartiere dove sono nato, dove ho vissuto, dove vivo e dove ci sono tutti i miei ricordi di infanzia, che è il quartiere, diciamo, del Duomo della Cattedrale di Verona, ed è assolutamente per me un posto del cuore. Senti, ma quindi passato e futuro, il Veneto chiama a un'autonomia, no? In Piazza Erbe noi abbiamo il leone con il libro aperto, quindi la tradizione va difesa con questa battaglia che anche tu a più riprese, insomma, hai stimolato. Certo, noi come Fratelli d'Italia abbiamo sposato in pieno la riforma dell'autonomia differenziata. Credo che sia la vera soluzione per rilanciare ulteriormente, cosa che sta già facendo il governo Meloni, la nostra nazione, perché si vanno a valorizzare le peculiarità dei territori e quindi io credo che seppur oggi è rallentata o ferma, sarà un percorso irreversibile. Io sono convinto che arriveremo ad ottenere l'autonomia. Vabbè, è la più antica del mondo, è la biblioteca. Sì, qui a Verona tra i tesori inestimabili che abbiamo c'è la biblioteca capitolare. Pensate che le tracce storiche ci dicono che questa è la biblioteca più antica del mondo occidentale. Questa biblioteca è qui da oltre 1000 anni, custodisce tesori incredibili, tra cui l'indovinello veronese, le istituzioni di Gaio e quant'altro. Magari qualche amministratore attuale di Verona potrebbe venire qui a studiare un po' nelle bellissime sale per provare a proporre qualcosa a livello culturale a Verona, visto che purtroppo la cultura nella nostra città da 3 anni e mezzo non è pervenuta. Qua non ci sono macchine, ci sono dei dettagli incredibili, c'è proprio la storia di fronte a noi, quindi 10 anni è un confronto, è veramente un lasso di tempo molto breve, però è importante. Come lo vedi il Veneto? Io vedo un Veneto che comunque crescerà, un Veneto che ha una storia unica, una storia importantissima a livello mondiale, e vedo un popolo operoso, serio, che ama mettersi in gioco. In più non dimentichiamo che fra 2 o 3 mesi ci saranno le Olimpiadi in Veneto e comunque tutti i dati statistici ci dicono che nei territori delle Olimpiadi per almeno qualche decennio si sviluppano opportunità, interesse e crescite. Quindi, tenuto conto che già cresceremo perché siamo così, abbiamo sempre sviluppato il nostro territorio, la nostra impresa, la nostra cultura al meglio, anche sfruttando le Olimpiadi Milano-Cortina, sicuramente il Veneto avrà a livello mondiale una spinta vera e forte. Beh, Stefano, abbiamo raccontato di storie, immagini, numeri, manca ancora un po' e poi si chiuderà anche questa campagna elettorale che segnerà il corso della regione. Facciamo un ultimo appello alle tante persone, alle tante anime di Verona e del Veneto, una regione difficile anche da descrivere in pochi minuti. Allora, l'appello è innanzitutto andate a votare, non sentite queste elezioni come un qualcosa di lontano. La Regione Veneto è importante, è un ente significativo, quindi il 23 e il 24 di novembre andate a votare. E dopo naturalmente l'appello è quello di votare il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, un partito che sta facendo bene e che ha risollevato e sta risollevando sempre più l'Italia. E in ultimo, se poi avete piacere, basta segnare appunto il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivere, se vi va, Casali.